Ed ora un simbolo dello spettacolo e della cultura italiana, la vedete, Franca Valeri, 100 anni a luglio, a lei verrà assegnato un premio speciale, la cerimonia dei David di Donatello. Sentiamo Adriano Montibuzzetti. Ma io non ho sbagliato foglio. Ma scusa, se il servizio pulizie dell'ente è così manchevole da lasciarmi sul tavolo dei fogli del 1940, vero? Che lusso, commenta Franca Valeri alla notizia del premio, e subito sotto la voce affaticata di questa signora ormai quasi centenaria, ritiratasi dalle scene 3 anni fa dopo una brutta caduta, si sente ancora vibrare sotto traccia l'inconfondibile verve della Sora Cecioni, della signorina Snob, di Cesira la Manicure e di tutti gli innumerevoli personaggi con cui la piccola grande signora del teatro e del cinema italiano ha innovato la comicità col suo particolarissimo senso of humor, pungente, cinico, irresistibilmente vero. Sono Mario, sono la figlia della Sora Augusta, quella maritata a Cecioni. Il tempo che passa è una rottura di scatole. Così ci ha detto in questa intervista di qualche mese fa. La noia il gran nemico, però l'ironia aiuta sempre. Gli attori comici cominciano da se stessi a prendersi in giro. I miei personaggi, tutti fortemente italiani, ricorda, nei difetti ma anche nei pregi. Generosità, amore del proprio paese, della bellezza di questo paese.